cosa sei. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore editoriale di Esperia Italia, Gino Zavalani, che era già in collegamento, forse è caduta la linea, ma forse è tornato. Sei con noi, Gino? Il direttore editoriale di Esperia Italia, Gino Zavalani. Sei con noi, Gino? Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno e grazie benvenuto dell'invito. su Radio Libertà. Ciao Giovanni, buongiorno. Allora, io non potevo non fare questa chiacchierata con te questa settimana, perché tu hai fatto una cosa che nessun cronista fa più, incredibile, non so come ti è venuto in mente. Sei perfino andato a leggere un libro, cioè hai parlato di un libro che hai letto. È una cosa che mi veramente sbalordisce, ma di questo atto anomalo oggi come oggi hai ricavato uno scoop oggettivo, oggi è anche sul Corriere, voglio dire, sui media tradizionali, rispetto all'affaire Ranucci. Vuoi riepilogarci? Poi approfondiamo i dettagli. Sì, ti riepilogo brevemente. È stato effettivamente un tema di discussione che abbiamo lanciato noi come Esperia sul dibattito, e poi hanno ripetuto tutte le testate, oggi anche il Corriere della Sera ne ha parlato con Candida Morvillo. Fondamentalmente, come dici tu, abbiamo fatto una cosa inusuale, abbiamo letto un libro, cosa che di questi tempi non si fa più, e visto che alla fine è diventata una notizia proprio all'aver letto il libro, è stata una testimonianza del fatto che effettivamente questo libro, anche se Ranucci dice che ha venduto 100.000 copie, probabilmente l'hanno letto in pochi. Al letto di questo, in questo libro Ranucci racconta della sua vita personale, mischiato poi alle sue inchieste, quindi quello che è la parte pubblica e la parte privata. In questa parte privata emergono elementi che ci hanno lasciato molto perplessi, nel senso che lui parla di queste donne, una è questa Caroline, che era una stagista di Report, che viveva a Lugano, quindi dalla RSI era passata allo stage a fare sport, e dopo poco tempo racconta che appunto Ranucci diventa diciamo il fidanzato, l'amante, insomma quello non è ben definito, ma comunque racconta dei rapporti intimi con questa donna, e infine, diciamo, saltando un po' di passaggi e tralasciando le parti intime di sesso fondamentalmente, infine questa donna, una volta che scopre il tradimento di Sigfrido Ranucci, scappa via da questa stanza d'hotel e viene tragicamente investita da un SUV, perdendo la vita. E Ranucci racconta questa parte come una parte ovviamente dolorosissima, che non ha mai avuto il coraggio di questa morte, ce lo scrive nel libro, una cosa che gli crea tantissimo dolore. Il capitolo successivo poi parla di un'altra donna, una tale Emilia, sempre conosciuta nel contesto lavorativo, e quindi era una fonte di report, una fonte che in poco tempo poi è diventata anche lei la sua amante, compagna. Questo non si capisce bene, anche se questa Emilia in realtà era sposata e aveva lasciato il marito dopo la relazione con Sigfrido Ranucci. Il problema qui non è il gossip, che non ce ne frega ovviamente niente, è che parliamo di due donne conosciute in un contesto lavorativo, cioè una è una stagista e l'altra è una fonte. Allora capite bene che le domande sono molteplici, nel senso, deontologicamente parlando, quanto questa cosa, diciamo, questo rapporto che lui ha con le fonti, ci siamo riallacciati anche appunto al caso La Vitola, è un tema ovviamente. Forse è caduta la linea con Gino Zavalani. Ci senti, Gino? Ecco, ti sei tornato. No, era un'apparenza, ma ci ha ingannato. Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, ci stava riepilogando la questione che è emersa in questi giorni grazie al lavoro di Esperia Italia, per cui diciamo si pone un problema da un punto di vista professionale, lavorativo, di ragionamento sul diciamo modo di procedere del conduttore di Report, non dal punto di vista ovviamente del mero gossip, di cui infatti abbiamo tralasciato le parti specifiche. Non sono le parti specifiche
il punto di rilevanza, ma è appunto è il modello report, mentre ora la nostra valentissima regia con il nostro valentissimo Simone sta cercando di ripristinare il collegamento con Zavalani, è come dire, il passaggio immediatamente successivo a questi due fatti che ha riepilogato per noi è anche diciamo legato anch'esso un po' al principio di non contraddizione che ricordavamo nell'editoriale di stamattina, e cioè se applicassimo il metodo report a quello che ci ha detto Zavalani sarebbe curioso diciamo vedere cosa ne emerge. Sicuramente Ranucci lo farebbe, cioè applicherebbe il metodo report a queste due rivelazioni fossero emerse su un soggetto terzo, diciamo, non lui e un non appartenente alla sua redazione. E questo, insomma, rispetto al Santa Sanctorum del giornalismo progressista, issato in ogni dove, no? come esempio di giornalismo anglosassone, pone un problema oggettivo anche, diciamolo pure, di ipocrisia sostanzialmente, perché poi costoro ci danno lezione ogni settimana via servizio pubblico, peraltro, di giornalismo, e beh, insomma, quantomeno la prosopopea dovrebbe rispondere ai comportamenti via. Mentre vi riassumo l'interesse che ci guidava nella chiacchierata con Zavalani, stiamo provando a ripristinare il collegamento. Non so se è un collegamento accidentato oggi, ma non voglio pensare, come dire, a un sabotaggio, a un intervento, a un Deus ex machina telefonico favorevole a Report. Sarà ovviamente un banale incidente operativo, ma dovrebbe essere tornato con noi Gino Zavalani. Sì, scusate, ma sono nel pieno delle gallerie in treno e non so se mi, No, mi sentite bene. Ora ti sentiamo, ma stavo dicendo, ci hai riassunto perfettamente i casi delle due donne in questione. La domanda che volevo farti a ruota riguarda anche un po', no, l'ipocrisia che si diffonde sull'affaire Ranucci, cioè se applicassimo il metodo report a quello che ci hai detto tu, ci avrebbe fatto almeno 3 o 4 puntate, no? No, assolutamente, è chiaro che questo è un tema ed è un tema anche il fatto che comunque questa notizia l'abbiamo tirata fuori noi come Esperia, poi effettivamente ora timidamente stanno un po' iniziando a commentarla da più parti, però manca tutto un mondo anche di femministe che da questo punto di vista non vedo ancora emergere. Dopodiché è chiaro, noi andiamo avanti con il nostro lavoro di ricerca e indagine, ovviamente abbiamo fatto delle domande ben precise a Sigfrido Ranucci perché c'è stata un'evoluzione. Sì. C'è stata un'evoluzione, ma c'è anche una involuzione. Ahimè, oggi è una giornata dura da questo punto di vista. C'è una involuzione del collegamento, mentre c'è un'evoluzione del tema di giornata. Tra l'altro, ed è la cosa che chiederemo a ruota a Zavalani appena si ripristinerà il tutto, Esperia ha rispolverato anche un format storico, cioè le 10 domande, ha rivolto anche 10 domande a Ranucci. Ecco, è tornato con noi Zavalani, quindi... E quindi abbiamo fatto queste 10 domande a Ranucci molto specifiche, perché di certo uscirtene dicendo che delle parti sono romanzate e altre sono vere, senza specificare né questo, mai specificarlo nel libro ovviamente, ma dandolo tutto per vero, e senza poi dire al lettore quali sono le parti romanzate e quali sono quelle vere, mischiando quindi inchieste a vita privata, e addirittura ricordiamo che questa Caroline lui la descrive come il suo braccio destro nel caso Tosi, cioè qui mischiamo proprio tutto. A un certo punto non si capisce più, se lui dice che ci sono delle parti di finzione, vuol dire che ci sono delle parti di finzione anche all'interno dell'inchiesta, perché lui sull'affaire Tosi dichiara che si stava per togliere la vita, visto tutto il caos mediatico in cui era coinvolto, e che questa Caroline gliel'ha salvata. Quindi io sono portato a credere che sia tutto molto reale. In realtà abbiamo anche delle sue dichiarazioni un anno esatto fa, in cui dice che in questo libro ha voluto saldare un debito con i suoi ascoltatori. Cioè?
c'è la suspense sul debito, scusate, debito che... Testuali parole, col Sì. metodo report, cioè il metodo report che lui utilizza per le inchieste l'ha utilizzato anche con se stesso, dice, quindi è rigoroso, o forse di fantasia, mi viene da dire a questo punto, visto che dice che l'ha inventato, cioè non si capisce più niente, quindi noi abbiamo fatto delle domande ben precise, ma ovviamente Non avete avuto risposta, immagino. È ancora si è ancora interrotto, ma è come si è interrotta la comunicazione tra loro e Ranucci, devo dire, perché non ha mai risposto a queste domande, diciamo, semplici anche di fondo, rivolte da Esperia Italia. Noi possiamo fare una cosa mentre proviamo a ripristinare il collegamento. Andiamo in pausa, che la pausa comunque ormai canonica, siamo in prossimità, e nel frattempo proviamo a ripristinare il collegamento sull'affaire Ranucci. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati a Parlando Liberamente. Dovrebbe riessere con noi il direttore editoriale di Esperia Italia, Gino Zavalani. Speriamo di non perdere il collegamento. Non è un complotto di report, dai, tendo a escluderlo, via. Questo tendo a escluderlo. No, è interessante, tu dicevi, insomma, o c'è la realtà o c'è la finzione, e hai avuto una risposta da Ranucci su questo tema non secondario? No, attualmente non abbiamo avuto risposte, noi gli abbiamo fatto 10 domande precise, andando nel dettaglio, quindi anche di quello che racconta nel libro, e ovviamente a tutto questo non ha ancora risposto, però riteniamo che questo sia importante, anche perché c'è stata anche un'evoluzione, no, di questo libro, anche con la verità, a firma Amadori, che ha tirato fuori un terzo nome da questo libro, una Lavinia, che in realtà pare anche che nelle carte processuali a un certo punto durante le indagini sia emerso questo un nome L puntato, che era una pista anche che potesse essere la pista amorosa di questa bomba, no? C'è un collegamento, cioè ci sarebbe quindi c'è anche un'evoluzione, sì, perché lui ovviamente negli ultimi capitoli di questo libro parla di una Lavinia, una donna che è una sorta anche di 007, nel senso vicina a dei uomini potenti, che lo aiuta anche lei in delle indagini che lui fa, delle inchieste che lui fa con Report, e quindi c'è anche tutto questo tema qua. Insomma, questo libro che noi di Esperia abbiamo tirato fuori è in realtà è vero che è di fatto è un filone scollegato ovviamente da quello giudiziario di Lavitola, dall'attentato e tutto il resto, però comunque apre un altro tema enorme, e in questo caso, nel caso di Lavinia, pare che qualcosa si intrecci anche. Quindi insomma merita attenzione, ecco, quantomeno merita anche delle risposte da parte di Ranucci a queste domande, perché deve toglierci questi dubbi, cioè intanto lo deve ai suoi lettori, a chi guarda il servizio pubblico, capire se in questo libro effettivamente quali sono gli elementi reali e quali di finzione, fermo restando che parliamo di un libro autobiografico, un autoritratto.
quindi non mi aspetto degli elementi di finzione, cioè non ci si può inventare delle storie in un libro autobiografico, quantomeno andrebbe dichiarato, ecco. Certo, anche perché ho letto che lui vi ha accusato di non aver capito le parti romanzate del libro, però in riferimento a quelle stesse parti mi sembra ci siano suoi eventi pubblici in cui lui ne parla come di una cosa accaduta, insomma, adesso. Appunto, cioè questo lui un anno esatto fa dichiarava proprio con questo libro ho voluto saldare un debito col mio pubblico raccontandogli la mia parte privata. E quindi ovviamente da quella dichiarazione lì non ci si aspetta di certo che lui possa aver scritto delle falsità, perché uno che vuole saldare un debito col suo pubblico raccontando la parte privata non lo fa inventandosi delle storie. Però, ripeto, noi abbiamo fatto queste domande, sono tutte molto dettagliate, precise, anche sui vari personaggi, quindi su questa Caroline soprattutto, che comunque parliamo di una stagista della Rai di Report che avrebbe perso la vita, tragicamente investita da un SUV dopo che scappa da Ranucci dopo aver scoperto il suo tradimento, cioè, quindi è un episodio che effettivamente richiede effettivamente una spiegazione, se questa Caroline era sotto contratto della Rai, se aveva coperture assicurative, c'è il tema di Emilia che era una fonte che però poi si è mischiata totalmente alla sua vita privata, avendoci dei rapporti intimi, e quindi questa Emilia non si sa bene in quali inchieste l'abbia aiutato e se poi queste fonti, queste cose che lei ha presentato sono poi state utilizzate in queste inchieste. Insomma, i temi sono veramente tanti e le risposte secondo noi sono più che necessarie. Dopodiché aggiungo un'altra cosa molto importante, un'evoluzione di tutto questo, è che la redazione di Report ieri ha dichiarato insomma, loro esprimono piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e nella dichiarazione è un po' quella di farlo quadrato intorno a Ranucci. Sì. Obbligatorio fare un passaggio, non è voluto dire tecnicamente Luca Tazzoni, uno degli gli ho chiesto un parere su queste vicende, su tutto il caso di Lavitola, sul fatto che Lavitola fosse iscritta alla massoneria, che anche il tema del... Forse ti stiamo riperdendo. Scusami, ridici esattamente, questa persona è uno degli autori, uno dei redattori di Report? No, Luca Bertazzoni è proprio un inviato di punta di Report. Sì. Gli ho fatto proprio personalmente una domanda, cioè gli ho chiesto cosa pensate di tutto l'affair Lavitola, sì. Del fatto che Lavitola fosse iscritto alla massoneria, un pregiudicato della massoneria non è, diciamo così, sulla massoneria ci ha fatto intere puntate, quindi è chiaramente per loro è un tema ancora più sensibile. Però anche in questo caso Bertazzoni, che ripeto a poche ore dall'uscita del comunicato dove si esprimeva grande solidarietà a Ranucci, Bertazzoni era palesemente infastidito da questa telefonata, non ha voluto rilasciare dichiarazioni se non dire confermo quello che c'era scritto nel comunicato, e poi appunto ha chiuso la chiamata in faccia, fondamentalmente scappando dalle domande che trovo legittime fare e trovo ovviamente di assoluto interesse pubblico. Non ti sembrava serenissimo, insomma? Cioè lui poteva cavarsi con una risposta serena, anche sintetica, non è stato questo il caso. No, non è stato questo il caso e mi torna, cioè sinceramente io questa serenità che l'intera redazione così un po' esprime non la ritrovo. Voglio anche dirti una cosa importante, nel senso che tu giustamente hai esordito dicendo ma com'è che ti sei messo a leggere il libro di Ranucci, cioè hai fatto una cosa che non si fa. Allora ti dico una cosa molto importante, cioè è vero, io non mi sarei probabilmente mai sognato di leggerlo questo libro, se non che ho ricevuto una segnalazione dove mi venivano segnalate parti interessanti di questo libro che forse il pubblico doveva conoscere, e sono quelle che ovviamente ho tirato fuori. Però questa segnalazione è una segnalazione che mi arriva all'interno di Report, e quindi io tutto questo clima sereno sinceramente non lo vedo e non lo percepisco. Probabilmente ci sono delle tensioni che
faticano ad emergere, ma mi sembra evidente che ci siano, altrimenti questa segnalazione non credo mi sarebbe arrivata da lì, fondamentalmente. No, noi che, come dire, a differenza di altri, teniamo la logica elementare. Se la segnalazione ti è arrivata all'interno di Report, non può esserci un monolitismo acritico, come dire, tutti dietro, come un solo uomo dietro Ranucci. Ecco, insomma, questo lo possiamo dire adesso come adesso. No, è esattamente questo, cioè questa è la convinzione che ho, ripeto, fondata su questo, soprattutto su questo episodio. Dopodiché io ritengo che Report sia un programma della RAI di punta, importantissimo, ma è della RAI e del servizio pubblico e non è personale di Sigfrido Ranucci. Il fatto che lui comunque, se ci fate caso ultimamente, qualsiasi cosa pubblichi, parla al plurale, mettendo di mezzo sempre la redazione, non parlando più a titolo personale delle sue vicende, ma parlando al plurale, coinvolgendo la redazione, io la trovo, non mi vengono altri francesismi, una paraculata, però non la trovo giusta, perché sinceramente non credo che lui debba parlare a nome dell'intera redazione, dal momento in cui probabilmente ci sono delle cose contrastanti. E ripeto, sottolineo un'altra volta, io la segnalazione delle parti, diciamo così, del suo libro molto discusse in questi giorni, l'ho avuto all'interno della sua redazione. Questo è un dato interessante ed è, insomma, per dirlo alla vecchio stile, come avrebbero detto quelli che leggevano i libri, è una notizia, insomma, ecco. questo ne siamo sicuri. È chiaro, è un elemento fondamentale che fa capire in ogni modo che comunque noi come Esperia non molleremo questa strada, cioè nel senso vogliamo andare fino in fondo in questa vicenda, avere tutte le 10 le risposte che abbiamo fatto a Sigfrido Ranucci e continueremo a chiedere chiarezza su questo e ad approfondire questo modus anche operandi, no? Che si ha in questo caso tra un giornalista di punta, di inchiesta principale, diciamo più blasonato in Italia, questo rapporto che lui ha con le fonti, tralasciando tutta la questione La Vitola, che ovviamente non ne stiamo parlando in questo momento, ma comunque anche con Emilia in questo libro e soprattutto anche Lavinia, che è questa terza donna che poi ne ha parlato giustamente l'altro giorno La Verità, sono elementi fondamentali, cioè questi rapporti qui effettivamente è una linea molto sottile che non si capisce dove inizia la vita personale e finisca il ruolo del giornalista. Certo. Secondo noi è fondamentale avere delle risposte in tal senso. Tanto più da chi ha sempre mischiato la vita personale e professionale del politico, dell'imprenditore, del collega, diciamo, avversario. Insomma, se le regole del gioco sono queste, devono valere per tutti. Ecco, questo mi sento di... Assolutamente sì. Poi giustamente hai detto bene tu, io non so se a qualsiasi altro giornalista magari, cioè dall'altra parte politica fosse successo una cosa del genere, qui il Report ci avrebbe dedicato una decina di puntate, però anche questo è il tema, che è una cosa che fondamentalmente mi dispiace anche, perché quando io chiamo Luca Bertazzoni lo chiamo in veste di giornalista d'inchiesta, no? E davvero nutro stima per queste persone, non è che non ho nulla contro, anzi, però chiamandoli appunto in veste di giornalisti d'inchiesta non possono non rispondere a domande così importanti, cioè non possono far finta non possono non farsi domande su un caso così importante, su delle vicende così importanti, diciamo da prima pagina di tutti i giornali per settimane, non rispondere neanche al cosa ne pensano dei rapporti tra La Vitola e Ranucci, cioè è la base, e c'è un evidente cortocircuito in tutto questo, perché se la RAI, se il programma di punta di inchiesta della RAI non può o deve tapparsi gli occhi o non può parlare di un caso così importante, allora forse il ruolo di Ranucci come conduttore del programma diventa impossibile da portare avanti. Mi chiedo, cioè finché lui è lì non si può parlare di questo fatto, è un cortocircuito, perché parliamo comunque di una notizia di interesse pubblico, cioè non saprei come altro non si sbrogliarla questa situazione se non cambiando conduttore, mi viene da dire. Certo, diciamo che non è scritto sulla sabbia, tant'è che Report nasce con Milena Gabanelli, lo ricordiamo,
e quindi non è Certo. scritto sulla sabbia che per sempre nei secoli dei secoli, ecco, insomma, come per nessuno non è scritto neanche per Ranucci, ecco. No, certo. No, dimmi. No, però nel senso è chiaro che in quest'ottica qui che comprendo ancora di più il suo atteggiamento di mettere sempre davanti la trasmissione e la squadra in questa vicenda qua, cioè li coinvolge in tutti i post che lui scrive. Quando lui va a smentire, ma fateci caso perché è un elemento non casuale ma è scientifico, quando lui va a smentire le notizie del giornale in cui venivano secretati, cioè le dichiarazioni fatte nella commissione antimafia, dove parlava di faziolari e del governo, insomma, che poteva avere un ruolo in questo attentato, eccetera, lui mette sempre l'immagine, il logo di Report e dice: smentisco categoricamente la cosa, non ho mai parlato di fazzolari o chi per esso, e conclude: giù le mani da Report, vi aspettiamo su Rai Play. È una cosa che non ha senso mischiare queste due cose qui. Queste sono faccende sue, sono dichiarazioni che ha fatto lui e non può parlare a nome dell'intera trasmissione, rete, squadra, cioè è una cosa che non trovo giusta. E No. secondo me, a mio avviso, da quello che percepisco quando faccio una chiamata piuttosto che quando ricevo una segnalazione, il nervosismo è palpabile, quindi non trovo tutta questa solidarietà così, questa unione, però vedremo l'evoluzione degli eventi, insomma. Certo, anche perché ricordiamo sono state sospese le repliche estive di Report per l'oggettivo imbarazzo, no, legato a queste notizie di cronaca che stanno emergendo, la Vitola in primis. Anche qui Sì. mi viene da dire, lui ha fatto un po' una paraculata, ha detto sospendere Report è come sospendere la memoria del paese. Beh, insomma, anche qui c'è un po' di egolatria, ecco. Sì, poi ricordiamo che tra l'altro forse è l'unico programma in cui vanno in onda così tante repliche, però lì ti dico la verità, cioè a mio avviso quello è un elemento, è chiaro che capisco l'intenzione della RAI di tutelare un format, fondamentalmente la credibilità di un format, giustamente, perché ripeto, è un format della RAI, non è della singola persona, però è chiaro che quando vai a chiudere, in questo caso ad eliminare delle repliche, gli dai modo di fare questo tipo di narrazione, cioè di parlare di censura, anche se ovviamente è folle, però capisco che poi si fa il gioco della comunicazione e riesce anche a passare quel messaggio lì, fondamentalmente. Però il tema, il punto rimane sempre, cioè che le repliche vadano in onda o non vadano in onda, sinceramente il problema c'è, ed è quello che vi dicevo prima, cioè finché la conduzione ci sarà Ranucci e non parleranno di questo caso e non lo tratteranno con lo stesso metodo in cui trattano tutte le altre vicende di interesse pubblico, allora c'è un evidente conflitto di interessi, un problema che ovviamente dovrebbero risolvere, ecco, di credibilità proprio del format stesso. Non c'è alcun dubbio, come dire, è lì da vedere. Ti chiedo in chiusura che idea ti sei fatto del rapporto con la Vitola? Io ho letto anche il retroscena per cui la Vitola stava, diciamo, architettando l'ascesa di Ranucci a Palazzo Chigi come leader del campo largo, cioè siamo un po' anche dentro una commedia all'italiana da un certo punto di vista. Guarda, questa cosa mi ha fatto parecchio riflettere, ti spiego, cioè il fatto dei sondaggi e di vedere Ranucci come un potenziale leader del campo largo. Report, che ha parlato di me, di Esperia in questi mesi, certo. guardando la nostra realtà, eccetera, lo fa, Ranucci inizia, ma lo dichiara anche nel podcast di Fedez, in Pal Podcast, dice: io inizio a parlare, ad attenzionare Zavalani e tutta la sua squadra quando Zavalani fa un video contro di me. Quel video in questione, io nella sostanza facevo vedere nel lasso di pochissimo tempo, quindi parliamo di una settimana e mezzo, facevo vedere i movimenti di Ranucci, quelli pubblici ovviamente. E i movimenti quali erano? Che Ranucci un giorno era sul palco della CGIL a protestare contro il governo, un altro giorno era davanti all'Associazione Nazionale Magistrati, dove riceve tutti quegli applausi, eccetera, per sostenere il no alla riforma sulla giustizia, e un altro giorno in un altro evento era
abbracciato a Schlein e Conte, e quindi faccio vedere quei frame delle immagini. Ma nella sostanza in quel video cosa dico? Dico che Ranucci insomma non è un giornalista di parte, ma è sempre dalla stessa, ma fondamentalmente rimarco un po' questa sua vicinanza alla politica o a una probabile candidatura o comunque a un'opposizione di questo governo, perché io ho sempre ritenuto che gli principali oppositori di questo governo fossero l'Associazione Nazionale Magistrati, per quanto è riguardato insomma il referendum sulla giustizia, la CGIL con tutte le manifestazioni e gli scioperi che organizza tutte le settimane, che scioperano per qualsiasi cosa, e la terza è la trasmissione di Sigfredo Ranucci, Report, che ogni settimana propone un servizio diciamo più o meno credibile, ma comunque sempre contro questo governo qui. E l'emblema è stato quando Ranucci dalla Berlinguer inizia a parlare di Nordio e di questi fonti ancora da verificare, cioè una follia totale, ed è che vedevano Nordio, diciamo così, sul ranch di Cipriani, e lì è stato un po' emblematico quella cosa data in quelle modalità lì. Ecco, questo era un po', e probabilmente l'ho toccato, l'ho visto in questi sondaggi, probabilmente quel video l'ha toccato particolarmente, perché forse era un'anticipazione di quello che poi, se non fosse successo tutto quello che è successo oggi, sarebbe stato il suo percorso. Certo, no, interessante questa tua lettura. La vera Trimurti del campo largo è Associazione Magistrati, CGIL e Ranucci. Devo dire che in effetti è una potenza maggiore di Schlein Conte, sicuramente. Beh, sì, certo, questo è poco ma sicuro, siamo tutti d'accordo, perché se l'opposizione politica di questo governo è inesistente, con Bonelli, Frattoianni, Schlein e Conte. È molto più efficace quella di Landini, quello che è stato poi durante il referendum sulla giustizia, che ha vinto ovviamente il no, e poi quella che fa Ranucci. Anche i sondaggi di Lavitola in questo comunque, se teniamo fede a quei sondaggi lì, dicono una cosa vera. Probabilmente quello che viene percepito dai più come leader di un potenziale campo largo, quindi come leader di un'opposizione, più che Schlein e Conte, era Ranucci. Un motivo ci sarà, no? Se veniva percepito così. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senti, io ti ringrazio molto di aver condiviso con noi questa chiacchierata, anche nonostante le difficoltà del collegamento, al termine della quale possiamo certificare, insomma, che Report non è quella realtà granitica, no? Che spesso viene raccontata all'esterno. Ecco. C'è chi certe ranucciate non le ha gradite, ci fermiamo qui, insomma. Esatto, vi ringrazio a voi per l'invito, scusatemi per il collegamento, insomma, però dai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta nonostante i presunti sabotaggi, ma mi fermo veramente qui e invito tutti a guardare le pagine di Spiega Italia, che sono le pagine social che sono ricche sempre di spunti, e ti auguro una buona giornata. Altrettanto, ciao a tutti. A presto.